bene, solito professorone. Ora vi mostro questo quadro in cui si vedono, Ghegera affonda i navi col gonfalone di San Marco, i fanti da Marso, le antenne da navi, quei sky, col gonfalone di San Marco, e questo che dito. Ora vedete i turchi ottomani che stanno costruendo Costantinopoli, i turchi ottomani! E hanno resistito, con tira fuori, con spacca il CD, con butta via, quindi non go e prove. Ma per dire che tipi di persone così. I leoni di San Marco che c'erano ricordando che giravano a tomba ancora a Santa Sofia. Ecco, ritornando al discorso di prima, quindi Noati che è un'interpretazione della storia estremamente blanda, no? Hanno altri, per esempio, che sempre detto che il termine Veneti deriva o degni di lode, ma dal termine Venere, quindi venerabile, o popolo amichevole. Deriva dall'indoeuropeo Venet, che vuol dire semplicemente invincibile. Cioè, la nostra è una storia di continue guerre, di continue affermazioni della propria identità, e siamo riusciti unici a mantenerla per 3.500 anni. Perché? Perché siamo un popolo particolare culturalmente, molto legato a terra. No, altri per esempio non ne piace molto a verticalità, le nostre città sono orizzontali, vedi che le nostre case tendono tutte quante ad avere il giardino davanti. Stiamo mai, vediamo paesi come New York, bello, però non è la nostra terra, la nostra maniera di vivere nel mondo, nello spazio, è completamente diversa da quella che appartiene a tante altre culture, e sinceramente mi fa anche piacere questo, perché abbiamo un rispetto dell'ambiente, nonostante che siamo lì a perderlo, che sia affatto diverso, che sia ma guarda, da altre parti del peso, perché considera, quello che direte deriva da una serie di situazioni che sono quasi osmotiche, e sono semplicemente acquisite, e è vero che siamo lì a passare un momentaccio, è vero, però. Quindi, abbiamo tutta quanta una consapevolezza un pochettino diversa. E per tornare ancora ai Veneti antichi, quasi il vero principio che dà origine anche a sta volontà di potenza poi che fa parte dell'Europa. Mica ho visto una roba strana. Per i popoli antichi, tutti quanti, il tempo già una roda che girava su un perno, ma si stava sempre fermo. Quindi il nevodo era uguale al nonno, e il nonno al nevodo. Non c'era differenza. Sì, uomini diversi, ma concettualmente era lo stesso. Con l'introduzione invece di un determinato tipo di pensiero, noi abbiamo imparato il divenire. Severino che insegna ben quel grande filosofo, sociologo padovano, no? Il quale diceva che nell'Occidente la ruota del tempo non semplicemente girava al suo soperno, ma avanzava anche. E dominare il divenire, abitare il tempo in maniera diversa, significava sapere cosa che succede. Questa è stata una mentalità tipicamente indoeuropea e quindi tipicamente di Veneti primi, che non è così facile trovare altrove, gli indiani d'America, gli aborigeni, i maori neozelandesi. Leggi qualche scritto attuale per chi ne vuole la scrittura di loro. Maori aveva una predominanza dell'essere in quel momento e rimanerghe. E leggi di fisica greca, nate da quel principio là, se pensi bene, non è semplicemente capire, mi sciappo una penna e la lancio. Sì, è vero che la lancio nello spazio, ma la lancio anche nel tempo. Quindi significa che nel momento che comprendo il divenire, mi comprendo come che il mondo cambia. Comprendere come che il mondo cambia significa poterlo in qualche maniera possedere. E questo è stato un passo in avanti, tutta quanta fisica e matematica greca. In realtà c'era un tentativo di dominio dell'ordine sul caos. Se in qualche maniera posso capire ciò che succede, in qualche maniera posso dominarlo. E questa è una caratteristica tipica della civiltà indoeuropea. Curiosamente, nata proprio nell'epoca che noi altri consideriamo dei proto-veneti. Leo, se mi permetti, sì? Si ricollega appunto al discorso che abbiamo fatto proprio del concetto di calendario, come dicevi tu. Io gestisco, controllo il tempo, quindi so cosa succede nel tempo e ne divento padrone di sé. Ricordiamoci che è importante questo fatto, che il calendario ha un significato legato alle calende, quindi è un altro discorso, ma gli antichi romani chiamavano quello che noi chiamiamo calendario annus, annulus, cioè anello, un eterno ritorno, un eterno circolo, come diceva Leo, ma anche mens, mensis, che vuol dire proprio rituale, quindi che continua, quindi un circolo che continua, un circolo rituale che però
come diceva Leo, tende sempre all'alto, tende sempre all'eterno divenire, anche per citare Parmenide, dato che Esatto, sì. quindi abbiamo uno step avanti sempre per il controllo del tempo. Poi un'altra caratteristica, grazie Lenetta, Figurati. un'altra caratteristica particolare di Veneti, quindi di popoli indoeuropei, te la trovi secondo Dumézil soltanto nelle caratteristiche proto-venete o paleo-indoeuropee a questo punto, perché diria la stessa cosa, se ha tripartizione della società e anche di divinità. E è curioso, perché per noi diamo per scontare alcune cose, no? La nostra società si è divisa in tre parti, che già i sacerdoti, guerrieri e agricoltori. Ognuno con delle caratteristiche ben particolari. E la società già è divisa terribilmente in questo, non c'era di digressioni. E ti trovi soltanto e comunque in tutte le popolazioni indoeuropee. Il sacrificio del guerriero, c'era chi aveva dovuto dare vita per difendere la terra e il popolo. L'agricoltore che sacrificava con la sua fatica e che dava a mangiare agli altri. Il sacerdote che rendeva sacro ciò che faceva il guerriero. Perché un guerriero non avrebbe potuto esibire violenza di per se stesso, se è diventata ibris, tracotanza, violenza pure semplice. Ogni guerra, se avveniva, che aveva dovuto avere l'imprimatur del sacerdote, doveva essere una giusta guerra contro il giusto nemico, altrimenti sia sta violenza vera e propria. Non era possibile fare altrimenti. Ecco. E questa è una caratteristica particolare dei popoli indoeuropei e te la trovi dappertutto sui veneti. Ecco, non con l'eccezione che magari diamo adesso noi di guerra santa, no? Cioè, No, voi basta ecco, perdere non è che il sacerdote dava sì. santità alla guerra, ma rendeva sacro nel senso che chiedeva il permesso agli dei, quindi con delle regole Era importantissimo. prestabilite, con... Che non te potevi fare una guerra senza di cui senza inimicare gli dei stessi. E questa è una roba assoluta. Ma pensa che anche i Spartani, chi faceva gli iloti, no? Perché c'era il forma addestramento per cui ogni Spartano aveva potuto uccidere un ilota, per determinati motivi. Ilota sarebbe, scusate? Il servo di Sparta, i non spartani. Perché gli dei non se l'abbiassero, io doveva dargli ogni anno una formulazione di atto di guerra nei confronti ai propri servi, perché altrimenti senza quel rito di gestione praticamente della guerra, questo diventa un atto completamente contrario agli dei, che per me era contrario stesso, però voglio dire, questo è quello che chi faceva. Quindi la ritualità particolare. Una cosa curiosa, signori miei, è quando che Venezia nasce, che prima Elena che parlava del 25 marzo 421, noi ci troviamo una data particolare che abbiamo anche questa contestata perché dice no, ma non sei sicuro, sempre il solito discorso. Quando che il mito parla, il mito non è altro che l'animo di un popolo. Mica credo più al mito che è una data buttata. Il mito ti racconta esattamente ciò che è un popolo che ha dentro, qualcosa è il sangue, qualcosa è gli umori, qualcosa è a pede questo popolo. E guardate bene che il 421, il 25 marzo, corrisponde alla creazione del mondo da parte della religione ortodossa greca. L'annunciazione a Maria e il sacrificio del Cristo. Guardate bene. Creazione del mondo. Il mondo nasce attraverso il sacrificio dell'unità, il sacerdote. Perché? Perché ricordiamoci che il Dio, se è arrogante, diffonde dappertutto. Per permettere che possa esistere un cosmos, il Dio deve ritirarsi. Perché mi possa dire io sono, in qualche maniera che da essere che Dio che si sottrae. Quindi l'onnipotenza di Dio che tutto un tratto decide a propria impotenza in un particolare momento e spazio per permettere a me di poter dire io sono. Quindi il sacrificio del sacerdote che rende tutto sacro. Il sacrificio del sangue, quello del guerriero, il Cristo. Il sacrificio dell'agricoltore, Maria, inseminata che darà frutto. Fatalità, in quel giorno ti trovi ancora a triade indoeuropea. Vi faccio notare un'altra cosa che è strana. A Venezia, Marco e Todaro, da una parte che è Leone che sta portato via dall'Asia Minore, che ha attaccato poi hai. Dall'altra parte che sei Giorgio, Marco, scusami, Todaro, che sono meglio a San Giorgio. Non so se vi notate, ma Yuga la lancia a sinistra e lo scudo a destra. Ha una contraddizione. Nell'antico usare scudo, anche se c'è il mancino, ti fai qua a sinistra e lancia a destra, vuol dire sempre inquadrato. Nulla si è fatto a caso.
L'asse sta messo in modo tale che da destra verso sinistra si parlava proprio dell'aspetto temporale, perché gli antichi sapevano che anche nelle sculture, anche nel movimento, se io parlo di qualcosa che va nel futuro, mi muovo di qua. Se parlo di qualcosa che va nel passato, mi muovo da sta parte di qua. Quindi, Todaro, la difesa prima di Venezia, l'arma che passava a San Marco. Quindi in quella sciocchezza, in quel particolare frangente che è un errore pacchiano, io rimediare a Dio dire invece qualcosa di diverso. Il passaggio dei consegni tra il primo santo di Venezia all'altro, che sarà San Marco. Solo che noi altri non siamo abituati a vederle, perché vediamo tutto in maniera un po' superficiale. Molte volte pensiamo che sia di errori, e invece no. Proprio attraverso quello che sta il darwinismo, l'idea della progressione, l'idea del materialismo dialettico, per cui tutto ciò che è prima è brutto perché in realtà è vecchio, e tutto quello che sarà domani è buon perché è futuro, ecco, si mantiene a nostra grande ibrisi e tracotanza, nell'idea che gli antichi era veramente bauchi. Comunque, per ritornare ai altri veneti, abbiamo costruito con 1200 a.C. questa separazione di Celti e Germanici. Rimane la Vandea, il Giuined, che rimane ancora, sia ai tempi nostri, che ancora dice io Veneto di Bretagna. Scompare invece Venedotia, sostituita dall'elemento protoslavo di Wender, che ancora i tedeschi chiamano così, e noi altri rimaniamo qua, formiamo la Venetia et Istria, sempre alleati di Romani, mai da contro, proprio perché avevano dei nemici che non avevano scatole. Abbiamo combattuto un po' con gli Etruschi, ma siamo entrati subito amici. Abbiamo combattuto moltissimo qui Celti, sempre, perché i catentati arrivare, ma si fermare al lago da Garda, che non deriva da Benaco, Corno, come dice, perché la edizione più antica è Venacus, che vuol dire semplicemente lago Veneto. Riva i Cenomani, che fatalità i Gerancaioli, appartenenti alla zona della Bretagna, e Riva immediatamente i diventa confederati dei Veneti e Istria, tanto è vero che non combatte mai contro i Veneti, non combatte mai contro i Romani, combatte però contro gli altri Celti e contro i Cartaginesi nella seconda guerra punica. Sappiamo come che va a finire la storia. Roma diventa così potente che riesce a prendere e dare tutto quanto il potere sotto l'aquila romana all'Europa, cade l'impero romano e viene di forma, mantenendo il nome perché ricordate che già diventava Longobardia, senza quel pugno di persone che andava, ma non soltanto Venete, perché considerate che anche dal Lazio, dal Canton Ticino, perché si aveva sparso la voce che era l'unico posto che pur vivendo da barbari si poteva continuare ancora ad essere civili. Che c'era stata rotta da Cucca del 584, dove che tutti quanti i fiumi del Veneto aveva cambiato corso. Quindi il Paludi arrivava fino a Treviso, considera che sta 200 anni di impaludamento enorme. Era difficile arrivare, non sei come adesso, vedevi le cosine e ti avevi, era difficile. E in quella casa dei Veneti poteva andare soltanto chi che ancora sapeva leggere il greco. E in tutte quante che il dedalo dei viuzze all'interno dei che paludi, c'era scritto in greco, come dire, di qua, e soltanto chi capiva il greco poteva andare. Dopo sapevo che c'era anche che difendeva. E ne pensate anche a dolcezza di sto fatto, no? Di sta gente che abbandona la propria casa, molti convinti di ritornare, altri invece convinti ormai di restare là, i va, i chiama da grado Nuova Aquileia fino all'Oreo, Civitas Venetorum, si forma una civiltà che mantiene il nome come un seme prezioso, perché appena che poi io riporta fuori, la civiltà che dura 1400 anni, 1100 anni di Repubblica, cioè una città, uno Stato, una Repubblica che per durata non vede nessuno che somiglia, cioè inglesi ne vendrio con metà del tempo, una roba miracolosa. E appena che abbiamo potuto siamo riusciti e abbiamo la chiamata un'altra volta che la nostra terra Venetia. Quindi pensiamo anche alla dolcezza di questo fatto, che se il nostro fosse un paese serio, attingendo a tutte queste grandi storie, si poteva veramente costruire un substrato culturale enorme. Invece queste robe vengono completamente dimenticate. Quando chi parla della sfida di Barletta, volutamente, quando chi parla della sfida di Barletta, ad esempio, che è un po' diverso da come chi dice, perché a quel tempo c'erano gli italiani che erano fighetti
vestiti bene, rispetto ai francesi che invece già onti. E mica cambia niente. Si sta ora che ha detto, si voi altri italiani che avete bei armi, però dopo come combattimento non serve nulla. E ti conta questa storia qua? Ma Venezia a quel tempo aveva 3300 navi che girava per il mondo. 3300. Te rendi conto? Quando che Pier Caponi ha detto, voi suonate le vostre trombe, non suonate le vostre campane. Venezia che aveva la bellezza di 2500 navi. L'Inghilterra, nel suo massimo, ne aveva 1500. 400 anni di guerra ininterrotta con i turchi, che sappiamo cosa si combinava. Giustizia veneta, che la Gera il Daruga ha detto che erano schifosi, infami, vigliacchi, perché copavano i segreti. In tutta la Venezia che sta a 750 condanne a morte. Enrico VIII, dell'epoca sua, 30-50? 40.000 in 40 anni. Che ha fatto uno studio su giustizia veneta. D'accordo? Rendete conto di cosa che si tratta quando chi parla mai? Cioè una civiltà dove il doge, che contava poco, ma già era protetto dai castellani, quindi dal popolo, dove che non è mai stata una rivolta popolare nei confronti del potere costituito. Quando che c'era da fare qualcosa, un popolo che si identificava completamente con l'aristocrazia, che pensava che qualsiasi azione che avesse fatto, gliela faceva perché faceva ben farla. E vi conto un aneddoto che ho raccontato, che ho trovato una stranezza incredibile, dopo vi asso perché è un pochettino di tempo che vi faccio. Vi racconto una storia successa nel 1618, incredibile secondo me, il quale è stato un omicidio a Venezia. Un patrizio, questo ha messo ben voluto anche, questo ha messo una taglia a questo patrizio di 4.000 ducati. Ducato è 3,5 grammi di oro, è una cifra molto grande. Nonostante tutto non si sapeva, non si riusciva a capire che cosa sta, non c'è nessun dato. Molti anni dopo si presenta un altro patrizio a un prete di San Marco e le va in confessione e confessa molto contrito, molto preso al senso di colpa, che sta io a fare quell'omicidio. E il prete, ricordandosi i 4.000 ducati, gli ha detto aspetta un attimo, gli ha detto torna domani che ti do la soluzione che oggi non posso. Nel frattempo si mette d'accordo con il proprio sacrestano che io dovrà scrivere tutto quello che sentirà dito da sto patrizio. Il giorno dopo questo qua va, insisto, molto preso dal senso di colpa, il sacrestano scrive tutto e lo va a consegnare al consiglio dei 10. Sui 10 immediatamente va a prendersi il patrizio colpevole, il quale accetta la colpa, perché la sente proprio come colpa, quindi facciamo che vuoi perché ho sbagliato e capire ragione di farmi quello che vuoi. Però se sta a sfuggire una frase, mi dà però una roba da pensare. Quello che ho sentito dire da voi altri, sia a conoscenza dei fatti che soltanto che avevo detto in confessione. Consiglio di 10? Gli viene una mosca al naso, io vado dal prete, io ciapa, io fa confessare, e il prete ammette la colpa. Sapete come che va a finire? Il prete è stato decapitato. All'omicidio che dà 2.000 metà della taglia, 2.000 ducati, a patto che non si passa più a vedere nei domini veneti. Perché? Il sacrilegio era più importante dell'omicidio maturà col senso di colpa. Quindi uno era un sacrilego, l'altro era uno che aveva fatto una colpa che però era pentito. E di conseguenza roba per noi altri inconcepibile, sti due pesi di misure dà ragione però di quanto savia che c'era la giustizia veneta. Dite che tradio un sacramento e quindi te sei un sacrilego. Dopo voi che ne avuto un altro, si stufi, che voi un altro. Vai. Questo è più divertente però, che anche qua dice che quando che ne poteva ciappare per cui uno sciaffisarlo, che aveva altre materie morali del farlo. Questo invece riguarda l'avvocato Al-Caimi, che era un principe del foro, un personaggio di quei che si faceva ben sentire e ben volere da tutti quanti. Principe del foro. Un giorno passando per la piazza San Marco, c'è un turco che vede un bel gioiello e lo vuole comprare. Lo prende e gli dà metà di skei più un cedolino che un tal giorno ti viene tolti gli altri skei che te mangiano. L'avvocato si presenta il tal giorno, però non si presenta il turco.
Questo va un giorno, 2 giorni, 3 giorni, quindi anche la buona volontà. A un certo punto l'avvocato che ha pensato probabilmente se è morto, sono un viaggio, sono anche contento perché questo pago manco. Fin qua tutto bene. Se non che un giorno, 7 anni dopo, si presenta un giovine col cedolino che dice: guarda, questo se è il cedolino che te che dà a me pare, te che da dammi ancora questo. L'avvocato è rimasto un po' di sorpreso: come faccio a sapere che ti è? Questo è stato firma e questo me da me pare. Che il fiore turco già neanche un pochettino intimidio da sto principe del foro, no? E lui che fa? No, guarda, ci dio fare robe finte, probabilmente te mi inganni. Nel frattempo che prepara una lettera con cui scriveva che so pare che aveva ricevuto Ischei, no? Se non che il figlio vede a data che fa: ma se è impossibile, me pare sei morto 2 mesi prima di che a data. Te menti! Ma ha gente che c'è intorno che ha sentito. Quindi io vengo convocato da inquisitori, dai 3 inquisitori. Perché? Perché che un avvocato si comportasse secondo malafede è una roba che poteva nuocere all'immagine veneta e anche al commercio veneto, che si basava soprattutto sul mantenimento della parola. Allora cosa fai? Mi trovo meraviglioso, perché pensi adesso succedono la simile. Io convoca, mica aveva prove per poterlo incriminare de mendace. Allora questo qua viene e per 15 giorni io fa andare e mi riceve. A un certo punto, al 15 giorni, incassa, dice: vago via da Venezia, anzi vago via anche dallo Stato Veneto. E fa andare fuori un fante dei capi, lo ferma e fa: no, dice di aspettarti, che devi andare in udienza. Io va e trova questi che neanche ne guarda. Ma si dice: vedi, signor inquisitor, come che a maleducazione si trova anche a chi che non si sta educato fino al principio. Stato che fa? Sì. Io vedo anche su persone che dovrebbero invece amare il principio, in realtà parlava di Venezia qua, no? E stato risponde: sì, senza mai guardarlo, sì, capito. Però mi sono sicuro che io saprà perdonare anche chi non merita. A questo punto l'inquisitore nero si gira e che fa? Andè. L'unica roba che ha detto. Ma da quel momento nessuno più se andà sull'ufficio dell'avvocato. E quindi da principe del foro io so che frega. Dove che ne poteva arrivare qua certezza? Arrivava semplicemente con l'umiliazione, ma soltanto a chi che si meritava. Ecco, questa per me è saggezza. Uguale ad oggi. Preciso, identico. Questa per me è saggezza. Che saggezza che con un pochettino di testa chiunque potrebbe andare a vedere e domandarsi come mai che se sta un governo che per 1400 anni si riuscì a fare tutt'uno con il proprio popolo, senza che il popolo mai reagisse nei confronti del governo. E quando dice che non veneti sono un pochettino bauchi, non è vero. In realtà noi abbiamo sempre avuto questo rapporto col potere, noi facciamo fatica a pensare che il potere uno Stato o dei politici possa volerne fare del male. Istintivamente, proprio perché è scritto nel piede delle nostre città, nella nostra maniera di essere, nella nostra cultura, perché mi credo che noi siamo più del corpo, siamo spirito, abbiamo un'anima del gruppo, un genius che risponde. E tale genius è educa a questo tipo di mentalità. Noi abbiamo difficoltà a pensare che uno Stato possa volere la nostra morte, il nostro male. E quindi tendiamo a piegare la testa e dire: sì, ho fatto che sarà un motivo. Se per quello che siamo un pochettino così mussi, ma ricordiamoci che mussi fino a un certo punto, perché abbiamo dimostrato dall'arco della nostra storia che alzare la testa quando calziamo gli riusciamo molto molto bene e la portiamo avanti. Quindi a nostra non è semplicemente inappetenza volitiva, ma è che facciamo difficile davvero adattarsi a questi tempi così grandi, al sistema così infame, dove c'è una situazione tra potere e popolo. Però, dall'alto, insisto, della nostra storia, mi posso dire che siamo un grande popolo. E come che ho detto all'inizio, senza di noi altri, il mondo sarebbe un poco preso. Ecco finito. Scusami, Erune. Allora, Erune parla nel secondo-terzo secolo d.C. e soprattutto in area venetica.
E si presenta che molti parlano dell'Elmo Venegao, no? Che sta scritto con scritto veneto, perché sia la punteggiatura sia la maniera di fare, e vedi che era uno che sapeva. Soltanto che quando è stata diventata germanica e ti trovi soprattutto nelle zone limitrofe del territorio veneto, i germanici ne ha cambiato completamente il senso, trasformando in oggetto di divinazione. Ma non è molto diverso da quello che ti ho detto prima. La sacralità si sta mantenuta più nei germani, poi perché era un popolo lontano dall'evoluzione, così, della trasformazione greco-romana che c'era stata. E quindi Cacciapà, che è l'unica, si identiche, dando che un'eterogenesi, quindi un significato completamente diverso, però è chiaro che se ti trovi soprattutto prima durante lungo i confini della Venezia e dopo ti vedi che si espande verso il nord. Quindi se uno mi dice che sta autoctone in Norvegia, voglio sapere, cioè io ho lo stesso sogno di tutti quanti, no? Mentre che c'è proprio delle prove che il cammino di Rune parte proprio dalla Venezia. Se mi permetto anche di dire che effettivamente nei ritrovamenti archeologici ci sono anche, li chiamano delle sortes, quindi una specie di, no, queste diciamo delle ossa, magari di maiale, altri animali, con l'alfabeto veneto, quindi che venivano utilizzate anche come sortes per leggere il futuro, quindi già avevano appunto una valenza magica. Però se posso, la differenza fra dopo chiudiamo, la scrittura veneto antica e la runa, in realtà è che la runa, Odino, proviene da un'iniziazione, sappiamo, insomma, a livello magico sacrale. Anche la scrittura venetica, come dicevi tu, era usata anche per uso sacrale. Le asteca e le bares che troviamo anche al museo di Este, ad esempio, usate per scrivere, per incidere, oppure nelle tavolette, appunto anche al museo, scusate, al santuario di Reitia a Este veniva proprio insegnata la trasmissione della scrittura, era qualcosa di sacro da sacerdotesse ai bambini e ai ragazzini. Però, a differenza delle rune norrene, non rune celtiche, proprio a sé, delle rune norrene, esempio di scrittura celtica, avevano un utilizzo sacro. Per i veneti era sia sacro che pratico, cioè veniva utilizzato per, quindi però l'origine però l'origine sì, era comune. Sì, anche perché ci pensiamo, no? La scrittura è veramente magica, perché riuscire a imprimere un pensiero, no? Astratto, no? In un segno, quindi dai un valore, è magico, no? Per alcuni popoli che si scontrano, c'è un bellissimo scritto di un nativo americano del Sud America, il quale, no, che aveva portato con la lettera 3 animaletti a un sacerdote, soltanto che uno che si scampa via, ma tanto che ha detto qua il prete, questa è una cosa non sapeva mica, solo che quando che dà la lettera, questo che fa, ma c'era 3 per animaletti. E ma veramente voi siete figli degli dei? Come fa a saperle queste cose? È stato detto per Kim che è scritto qua, ma quelle cose parlano. Cioè ancora la mistera sacra, e quando chiunque dà la lettera portata in Drio, no, gli diceva che c'era che ascoltava se che c'era le parole dentro, se che c'era qualcosa. Quindi a nostra abitudine alle cose che ha fatto sì che quindi desacralizziamo, però appena che c'è qualcuno che ritorna alle origini si rende conto della magia del tutto, che attraverso dei simboli noi riusciamo a comunicare un pensiero, una sensazione, un'emozione, cos'era una poesia, un racconto che ti scava dentro, ti puoi piangere, come ridere di cui te leggi, e è una cosa incredibile. Sì che siamo abituati e siamo talmente cialtroni che tutto fa tutto, e invece che sei una forma di magia che continua a vivere ed essere. Sì, tornassimo a essere un pochettino putei, e invece di pensare a conoscere le cose semplicemente per abitudine, no? Una volta che ho detto, noi anche vediamo ogni mattina, che sono puteo, dico, ah madonna, il sole, cosa grande, siccome ho visto tanto, non che ne so di più del puteo, ma siccome ho l'abitudine, scambio quell'abitudine per conoscenza, senza stupore, e questo diventa triste. Avessimo sempre un po' di stupore, saremmo probabilmente migliori ancora. Bellissimo. Ci facciamo un applauso, grazie. Se mi permetto, penso che valga sempre la pena, no, ascoltare anche cose che magari non si pensano, fra virgolette, no, collegate. Invece abbiamo capito di come la storia dei Veneti sia lunghissima, sia molto articolata, ma che ci sia un'unione, no, tra il fatto che ancora ci chiamiamo Veneti adesso, nonostante
3000 e passa anni, no? 1500? Quindi bisogna immaginarsi questo, no? Quindi una lunghissima storia che ha continuato, si può dire ininterrotta, che oggi stiamo cercando di diciamo riprendere in un certo modo, di riconoscere, di far propria, di far nostra, anche con umiltà, non per forza, no, con supponenza, cosa, anche con semplicità, capire che queste sono le nostre origini, sono le nostre radici. Ecco, tutto lì. Quindi ho avuto l'occasione di sentire parlare la dottoressa Righetto, ma anche Leo, in questo modo è stato un grande arricchimento, perché siamo riusciti veramente a approfondire, siamo riusciti a entrare dentro, diciamo, a un nucleo della storia, e speriamo anche di riuscire, no, con i prossimi eventi, di continuare a penetrare sempre di più questa storia, di farcela sempre più nostra e magari di riscoprire, no, che tante tradizioni dei nostri nonni in realtà hanno origini ben più lontane, sono ben più antiche, ecco, insomma. Bravo Paolo, Quindi, bravo. Grazie a tutti. Grazie mille. Bene.